Beh, Silvia, è arrivato il momento di chiamare sul palco un grande amico. Un attimo, che sono due sveni, scusate. Se li bacia un po'. Mi sembra anche giusto. Dicevo, un grande amico che è venuto a trovarci questa sera, che sarà parte del cartellone teatrale dell'anno prossimo, Sì. anzi di fine di quest'anno. Lui è un comico, un cabarettista che ha militato nei Cavalli Marci, solista, poi autore storico di Striscia la Notizia, cantautore, artista tutto tondo. È un onore chiamare sul palco con noi Carlo Denei! Ecco, ciao Carlo, grazie di essere venuto, Carlo. Io gli direi anche Ligure Illustre 2018. È vero, è già stato premiato qua come Ligure Illustre. L'anno scorso. Ah, Io ho degli amici in sala, fammi salutare Gianni Way, certo, anche certo. perché il 29 sarò da loro, sarò con la mia commedia in genovese, adesso mi sono dato al genovese. Sappiamo di questa tua... Scusa, e poi però... c'è anche il mio amico, eccolo lì, Orazio, perché dopodomani, cioè domenica, sarò a Nervi, agli Emiliani, sì. Il 16 alle 16 proprio preciso. Proprio perfetti. Sì. Aspetta però Carlo, scusa. Mi hanno mandato questo perché ho poca memoria, allora mi hanno detto 16-16. Così non ti sbagli. Senti, allora, sei arrivato qui. Ho visto con piacere anche che dietro le finte sei arrivato con tua moglie, tuo figlio, ma San Valentino che regalo hai fatto? Ma guarda, quest'anno una stretta di mano. Ma no, quella stretta di mano. Ma sì, anche perché insomma io lo sai, tanti dicono che sono tirchio, questa cosa qua poi questa cosa che la gente pensi che io sia tirchio, a me non mi piace mica tanto. Non mi piace che la gente pensi che io sia tirchio. Io voglio che non ci siano dubbi, sono tirchio, Andrea, sono tirchio. Ti faccio vedere una cosa, lo vedi questo qui? Lo vedi questo? Sì, sai sì. Cos'è? Portafoglio. No, questa è una casa di riposo per banconote. Cioè io qua c'ho ancora 5.000 lire, guarda, c'ho ancora 5.000 lire. Le vedo. Me le tengo, mi sono affezionato, sono fatto così. Io ho delle carte di credito rigide, proprio con pensa che il bancomat, del mio bancomat, il mio codice segreto, non ho voluto saperlo neanch'io. Poi magari impazzisco e lo uso, ecco. Quindi ecco, io quest'anno niente, anche perché sono scottato di qualche anno fa. Io le prime volte ero innamorato di mia moglie, quindi la portavo quando eravamo fidanzati, soprattutto mi ricordo che avevo comprato una volta un profumo buonissimo, perché la prima volta sono speso perché poi la profumai e mi aveva spruzzato 1000 tipi sulle braccia, sulle mani, nel gomito. Alla fine ero drogato, gliene avevo preso uno a caso per farla smettere. Sì, un profumino bello, piccolino, piccolo. Mi ha detto, ma questo è un campione gratuito. E gli ho detto, guardi, sono i miei preferiti. Mi ha detto, ma questo qui non glielo posso vendere, glielo devo regalare. E ho detto, vabbè, guardi, me lo regali pure, tanto poi lo regalo anch'io. E alla fine, invece, l'anno dopo, gli ho preso lo Chanel. Sì, lo Chanel. Finalmente. Numero 1. Come numero 1? Chanel? Numero 1. No, numero 1. No. Sì, non numero 5, numero 1. Cinque, numero 1 è una puzza. Sì, non è proprio un profumo, è una puzza. E quindi, però poi a volte sono andato sui fiori, a volte i fiori, cioè una cosa bella. Però sai cosa? Che io orchidee non ne prendo mai per non far sbruffonate. Sì, no. Cioè, poi cosa fa? Margherite neanche, perché poi comincia a fare mamma, non mamma, e poi finisce la margherita. Banale. Poi le orchidee, ripensando alle orchidee, nei prati non se ne trovano. No, come fai? E quindi niente, alla fine poi insomma, qualche volta la porto a cena, però anche lì mi sono rovinato molte volte, proprio una volta l'ho portata a cena in un posto che aveva scelto lei, perché io posto stupendo, che bello. Talmente bello che mentre entriamo lì vediamo uscire Giorgio Armani. Mi dà una gomitata, Giorgio Armani. Ma Giorgio Armani, ti rendi conto? Da un ristorante, e persino lui se ne stava andando. Pensa che prezzi che hanno. Qua mi rovino. Poi insomma entriamo, sai quei posti dove ti tolgono la giacca, ti fanno tutti, prego, si accomodi, poi ti leggono il menù. Che poi, ma dove ti leggono il menù? Pensaci un po', Andrea. Non vedi... Non vedi i prezzi! Quello, avevo capito. È drammatico! E quindi come fai a scegliere così alla cieca? Ho sbirciato e c'erano dei prezzi, ma dei prezzi con dei numeri così lunghi che subito mi sembrava dei numeri di telefono. Poi guarda, gli antipasti ancora, ma veramente i secondi era una roba. Poi mia moglie a un certo punto mi guarda e mi fa, amore. E quando dice amore è un casino. Erano ancora i tempi, 2 o 3 anni fa. Amore, mi ha detto, guarda, se mi vuoi bene non ordinare l'agnello perché mi fa pena. E a quel punto ho guardato un po' meglio il menù, perché poi me lo sono fatto dare dal cammello. L'ho guardato io e gli ho detto, amore,
se mi vuoi bene, a me, ad esempio, farebbe molta più pena il filetto tartufato. Beh, capisco, alla fine, capisco. No, sono problemi. Guarda, lo sai, ti voglio solo dire questa cosa, perché parlavi di mogli. Hanno rubato la carta di credito a mia moglie. Ma non Come è ho andata? le hanno rubato la carta di credito, probabilmente la portafoglio, ma non ho fatto la denuncia. Per forza. Perché il ladro spende meno di mia moglie, allora ho detto va bene così. Scusa, ma mi è venuta. No. Senti, ma tu sei cantante, cantautore, sei andato a Sanremo a piedi per portare il tuo Sanremo disco. a piedi, ma soprattutto ho fatto delle canzoni. Ora non so se... Aspetta, Sì, dammi io che faccio ho il portato balletto. anche una chitarra. Ah, bene, qua hai un testo. Eccolo qua. Il cavo, era un messaggio subliminale al maratoneta. Ma il tecnico si è sbattuto per tutti. Dove è andato? Ce l'hai per terra, attaccatelo e non rompere le palle. È qua. No, quello è attaccato in camera. Però, guarda, che devo dirti una cosa, sinceramente. Mio, il cavo... Ce l'hai per terra, non l'ha detto a nessuno. Cioè, gliel'ha messo a tutti, gli ha fatto le carezze, a te ce l'hai per terra. A livello teatrale, subliminale, era ce l'hai per terra, fatti i cazzi tuoi. No, nel senso che c'era questo messaggio così. Si sente un po', sì. Si sente? Peggio per voi. Allora, dicevo, no, io diciamo che tante canzoni, io l'avevo, ad esempio questa qui, Andrea, l'avevo proposta proprio al Festival di Sanremo. È stata una delle canzoni, una delle prime che ho fatto. La scelta poi l'hanno presa? No, poi ha preso una strada un po', diciamo una strada artistica un po' differente. L'hanno presa alla Socrem. E quindi niente. Questo lo tolgo che ed è un pezzo che parla di una donna, una donna molto bella, molto formosa, molto prosperosa. Guarda, ce n'ho una qua dietro, se vuoi vieni che si ispira, vieni. Una donna che una volta è stata mia. Quindi se n'è andata, è finito. Ma comunque non è stata mia, non è che l'ho rubata, No. Ho pagato. Ah beh, adesso ho pagato. Un po' più bassa, per favore. Sono stato con una donna tutta curve, oh yeah. Sono stato con una donna tutta curve. Ho vomitato. Un pezzo un po' così. Non capisco perché non l'abbiano preso a Sanremo. Ma guarda, no, infatti. Non si capisce il direttore Che artistico. a volte certe canzoni che non vanno a Sanremo magari possono avere ancora più fortuna. Ah, certo. Come quella che ho scritto tanti anni fa, sempre d'amore, naturalmente, per saluto Stefano perché non l'avevo visto ancora, ciao, per una delle mie prime fidanzate che non era proprio bellissima, cioè no, era una bella donna, diciamo che non aveva un bel viso, aveva un bel fisico, ma di viso era un po' così e così. Ho scritto questa canzone. Oh yeah. Oh yeah. Sarebbe bello che il pubblico mi facesse un facciamo. La mia fidanzata ha un fisico della Madonna, Ma che parole. ma la faccia di San Giuseppe. No. E quindi, l'ho detto, non era bellissima. Sì, non era, no. Poi una volta ha anche partecipato a un concorso di bellezza e la cosa era, io naturalmente, perché quando mi succedono certe cose, poi io prima interiorizzo, e poi soffro e poi scrivo, scrivi. tutti i cantautori genovesi tristi. La sofferenza è questa. È fondamentale la sofferenza, Andrea. Siete pronti allo yeah? La mia fidanzata, vai. Oh yeah! La mia fidanzata ha partecipato a Miss Italia. Però. Yeah! Ma sembra di essere in chiesa, guarda. A Miss Italia e si è classificata. Ma c'erano anche ho visto il programma. Ultima. Questo applauso è per la giuria. Ultima. Retrocessa nei maschi. No, retrocessa nei maschi, no. Poi ho avuto anche una fidanzata che campionessa di tennis. Campionessa di tennis. Tua moglie e tutte queste fidanzate, vabbè, lei per l'arte. Ho avuto molte fidanzate, ci sta, non bellissime. Esperienza. Io ho avuto 3 fidanzate, poi in tutto. Sì. 2 mi hanno lasciato loro e una mi è morta. Come mi è morta? Perché mi dimenticavo di darle da mangiare. Invece di questa fidanzata era campionessa di tennis. La mia fidanzata gioca a tennis. È una campionessa di tennis, però è piccola
è brutta, è una racchietta da tennis. Che poi devo dire, questa piccola, sì, brutta, però faceva la modella, sì, la modella. Pensa che dal suo corpo, pensa Andrea, è incredibile, sì. però dal suo corpo Sì. molti designer si sono ispirati proprio però. per fare delle cose. Tipo? Ho una foto, Beh, ma allora, magari dai, la conoscete. Dai, la vediamo. Da qualche volentieri. parte ce l'ho, eccola qua. Ecco. Insomma, Vabbè, è famosa. non che fosse un cesso, però piastrellata stava meglio. Ecco, questo sì. Vabbè. Va bene. Faccio un ultimo un ultimo poi, ieri. poi ho portato Poi un pezzo di Juan Bongovi, che poi vi spiegherò chi è. Juan Bongovi. È un autore. Allora, quest'ultima canzone me l'ha ispirata un tradimento, perché poi sapete come vanno le cole, no? Sì, le donne, le coppie, quando le coppie vanno male poi ci sono dei piccoli tradimenti. Certo, purtroppo io una volta l'ho trovata addirittura a letto con un altro uomo. E avevo fatto questa canzone che è un altro uomo, yeah. E lei mi ha detto, non è come pensi. Ma come non è come pensi? Era vero, nell'armadio ce n'erano altri 4. E quindi ecco. Non era come pensavo. Infatti non era come pensi. E poi quest'ultima che stavo dicendo, l'ho trovata a letto con un mio collega, con un altro cantautore. E ho scritto questa canzone. Ho interiorizzato, ho sofferto e poi ho tirato fuori questa... Oh yeah! Ho trovato la mia fidanzata a letto con un mio autorevole collega. De Gregori. E a quel punto io le ho detto, vabbè, E adesso, Carlo Denei! Allora, vorrei... però, so che tu ci puoi fare anche un pezzo impegnato, un pezzo serio, un pezzo di cantautorato. Sarà così. Ti lascio tranquillo. Va Me bene, ne vado. allora... Me ne vado. Andrea Carretti! No, che no, era per dire che ti lasciavo. Carlo Denei con un pezzo che però dici il titolo. Dici, Sì, certo. così, È un pezzo, Sì. allora stai ancora qua, Sì, parla sì. di erotismo dopo i 70. Sapete che a Genova si dice, in Liguria si dice, dopo i 70 non si balla e non si canta. Così dicono. O su me sedite anche si dice. No? C'è stato un singelo, perché qua l'età media è quella e quindi uno dice, ma senti, stavo scherzando, naturalmente. Però ecco, diciamo che questo grande artista che si chiama Juan Bongovi, che è una via di mezzo tra John Bon Jovi e Gilberto Govi, certo. E mi passa a volte questi pezzi per i miei parenti, i miei zii, mia madre, eccetera, che arrivati a una certa età, 90, 95, 100, non amano la musica italiana. Allora mi sono rivolto a Juan Bongovi e gli ho chiesto di tradurmi qualche pezzo. Ad esempio, questo è un pezzo che è molto famoso, L'importante è finire di Mina, che poi è la canzone di Malgioglio. Allora io l'ho tradotto, Juan Bongovi me l'ha consegnata e io ve la voglio far ascoltare. Ed è L'amore, un pezzo erotico dopo i 70. Di Juan Bongovi, L'amore dopo i 70, canta Carlo Denei. Grazie. L'arrivò Juan, la guaita da porta, un simbelin a sciulletto, da peu. Tutta assieme mi sento che se pigia pastiglia, fa su da triglia, da peu. La smorta lampetta perché ho l'empigna secca, o gang show de 3 lampe e o me sguara Rebecca, nugo quede ratelle o de faghe na lite, l'importante ale a salute. Seggia della
alle l'ultima otta che mi gada gu gratis. Dappe. Un bello mandrillo, se che pigia la gillo, ma o patisce de che, dappe. La faccia sconvolta, o dice te troppo magra, o riprova ma oa, o se pigia tre Viagra, se o se leva maggetta, poi se pigia bronchite alla maggetta. Da salute. Alle a maggetta, da salute. Juan Bongovi. Carlo Denei! Grande Carlo! Grazie Carlo. Orgoglio ligure in stacca, tanto lui non verrà mai per te Carlo, lo sai che puoi staccare come vuoi. Facciamo un altro grande applauso a Carlo Denei con noi questa sera. Grazie, ciao. Allora procediamo con il nostro concorso, abbiamo ancora alcuni cantanti in gara, adesso chiaramente chiamiamo subito sul palco Franco Bessone. Carlo Denei, eccolo qua. Ma ha detto di tornare. Certo che quando devi Silvia tornare, dice una perché cosa, c'è un vedi. premio per te. No, ma sì. Allora, dai la motivazione Silvia. Motivazione perché le vengo. Perché io le vengo, questa è la motivazione, insomma, scritta, ci hanno messo anche un mese a scrivere il testo. Carlo Denei! Grazie davvero.